nuoto agonistico non è soltanto sinonimo di piscina, ma anche di mare. Nuotiamo insieme, questa è la manifestazione della quale vi vogliamo parlare, alla quale hanno partecipato agonisti, amatori e disabili. Nuoto per tutti, in sostanza, a Caorle, sabato 9 luglio. Siamo felicemente giunti alla 10ª edizione, per noi è un grande traguardo perché siamo riusciti a rilanciare una manifestazione che era nata appunto 10 anni or sono come manifestazione puramente amatoriale, è diventata l'appuntamento nazionale col maggior numero di partecipanti di nuoto in acque libere. È stata una giornata magnifica, il tempo, 600 partecipanti a questa gara, è una gara che ormai viene programmata da 10 anni, quindi questo è il decennale, è una gara in assoluto sicuramente da ripetere, è una gara meravigliosa. Assieme a Caorle anche il comune di San Donà con la propria società Alba Chiara impegnata nelle gare di disabili, ma non solo. L'organizzatore di questa meravigliosa manifestazione importante direi e difficile da organizzare è Leo Guerato, cittadino sandonatese e partecipa all'Alba Chiara, un'associazione di diversamente abili di San Donà, per cui noi vogliamo esserci proprio perché è una manifestazione che abbraccia tutto quello che è il mondo del nuoto. Il nuotare non è solo mare, è piscina. Noi siamo nati nelle piscine perché ognuno di noi viaggia e ha imparato a nuotare in piscina. Io devo dire che ho imparato a nuotare nel fiume Piave perché abito a San Donà. Abbiamo scelto il mare perché? Perché in questa zona non si verificavano molte manifestazioni in acque libere e in mare, per cui i nostri atleti dovevano spostarsi in giro per l'Italia. E pertanto è nata questa idea e poi nel scegliere Caorle dobbiamo dire che abbiamo trovato un'amministrazione comunale che ci ha supportato in modo meraviglioso con tutte le sue istituzioni in loco. E ovviamente il Comune di Caorle a queste manifestazioni ci crede tantissimo, è una manifestazione che ha 3 valenze, una valenza sportiva vera e propria, una valenza di promozione turistica ma anche una valenza sociale perché non dimentichiamo che qui partecipano anche ragazzi diversamente abili e questo gruppo tra atleti normodotati e diversamente abili sicuramente è un gruppo molto importante da valutare e da mantenere compatto nel tempo. La sinergia fra tanti comuni dà un aiuto all'organizzazione che come voi vedete è imponente. La Nuotiamo insieme di Caorle è una manifestazione di primo livello in acque libere in Italia. Sentiamo per la 10ª edizione quali sono stati i numeri raggiunti. Sono oltre 550 i concorrenti in gara oggi, di cui i 600 metri sono aperti soprattutto ai nuotatori disabili delle varie federazioni, in modo tale che la denominazione di questa manifestazione Nuotiamo insieme sia rappresentata anche nella realtà pratica dalla partecipazione allargata di tutti gli appassionati del nuoto, perché è una gara a cui partecipano sia agonisti di livello nazionale e internazionale che master, che puri amatori e quindi anche coloro che non hanno grandissime abilità tecniche. Appositamente per questo abbiamo creato un programma gara differenziato dove ci sono i 600 metri per chi è a un livello di preparazione tecnica meno evoluta, i 5.000 metri che vanno in classifica nazionale di fondo, i 3.000 metri per la classifica nazionale di mezzo fondo. Abbiamo scelto Caorle perché in 2 di noi, io ero accompagnato da un carissimo amico, abbiamo girato un po' le spiagge. Quando siamo arrivati alla Madonnina abbiamo tirato le somme. Delle 6 spiagge che abbiamo girato abbiamo visto che la Madonnina è il luogo più ideale, anche perché c'è tutta una scogliera che è una tribuna naturale ed è anche sotto l'aspetto spettacolare, direi invidiabile. I ringraziamenti partono dall'amministrazione, all'amministrazione. Arrivano alle istituzioni, come ho già detto, ma devo dire che vanno anche molto e molto di cuore a tutti gli amici che ci stanno da vicino, perché lo staff è composto di oltre 45 persone, per cui sono tutti personaggi che sacrificano giornate e incontri anche di sera per poter realizzare questa spettacolare manifestazione. L'Alba Chiara, società del sandonatese fondata nell'89 che miete in continuazione successi in ambito disabili, ha recitato un ruolo da protagonista nella gestione delle gare per disabili. La manifestazione è andata molto bene, abbiamo avuto 3 squadre provenienti dal Veneto che si sono iscritte per un totale di 25 atleti. Il massimo da quando è aperta questa manifestazione anche ai disabili, insomma nei 10 anni di vita della manifestazione è il numero più grande di atleti disabili che si è raggiunto, insomma è il numero massimo di squadre anche raggiunto. È stata una scommessa
di sinergia con anche le diverse componenti del mondo della disabilità, quindi Special Olympics, CIP, FISDIR, per mettere insieme tutti quanti accomunati dalla passione per l'acqua, dal valore che può rappresentare anche l'esperienza di nuoto, oltretutto nuoto in acque libere, in mare aperto, che è un'occasione importante ancora di più per mettersi alla prova, per misurarsi con se stessi. La disciplina del nuoto in mare aperto è una disciplina abbastanza nuova per il settore disabili, che non è ancora normata, e quindi anche quella di oggi era una giornata preparatoria per cercare di capire in un futuro non molto lontano di poterla normare con delle regole che permettano anche ai disabili di utilizzare, di poter cimentarsi in questo sport e soprattutto di cimentarsi alla pari. Le difficoltà sono prima di tutto riuscire a trovare la boa per virare, nel senso che quando si è in acqua è difficile riuscire ad avere riferimenti, quando si è in mare è difficile avere riferimenti, e per degli atleti che sono abituati a nuotare in vasca la mancanza totale di riferimenti, avere solo una boa può essere un problema, quindi prima di tutto questo aspetto. E poi anche riuscire a gestire le onde che arrivano, ecco, quello è una cosa nuova per gli atleti, perché non sempre trovano il sincronismo giusto con l'onda che si presenta. All'andata puoi trovarti un certo tipo di onda, al ritorno te ne trovi un'altra, e abbiamo avuto anche oggi alcuni atleti che sono entrati un po' in crisi, però con la calma sono arrivati. Per quanto riguarda invece le gare master, il percorso di Caorle e l'elevato tasso tecnico della manifestazione sono diventati un ottimo banco di prova per gli atleti del Veneto e non solo. Provengono un pochino da tutta il nord Italia e dall'Emilia Romagna soprattutto come partecipazione, qualcuno arriva anche dal Trentino Alto Adige. Per noi era importante comunque come Regione Veneto poter costituire un evento importante che potesse far sì che i nostri nuotatori veneti potessero gareggiare anche ad alto livello nella nostra regione, perché fino a qualche anno fa erano costretti a gareggiare sempre molto distante da noi. Appositamente abbiamo poi creato un circuito di eventi e Caorle è l'ultima tappa del circuito Alto Adriatico di nuoto di fondo e mezzo fondo, che prevede 7 tappe fra la metà di giugno e la metà di luglio. Chi nuota in piscina tante volte ha paura di nuotare in mare, come la Pellegrini dice tante volte, quando non vede il fondo ha paura. Insomma, è un'altra cosa, diciamo il paradiso e l'inferno, però si sta a contatto con la natura, per cui è piacevole. La Nuotiamo Insieme è una manifestazione che per la 10ª edizione ha conosciuto anche alcuni atleti provenienti dall'estero. Presente in toto la nazionale degli Emirati Arabi, allenata dallo statunitense Jay Benner, in preparazione ai prossimi mondiali di Shanghai. The national team of the UAE has been coming here for the last 3 summers. It's an excellent training site in Lugano, and it provides a great training opportunity for the team. We try to come here for four weeks or so to prepare for the upcoming World Championships in Shanghai in 2 weeks. I'm training hard. I want to get medals, golf medals. Because for that I come here. It's a great competition. Beautiful setting here. The water's very nice. A nice opportunity for a few of our guys to swim some open water, and it's a great event.